Allora, buongiorno a tutti, la domanda è precisa e soprattutto sono precise le necessità della dottoressa Zorzi come imprenditrice rispetto alle tematiche di sicurezza, quindi merita giustamente una risposta. La risposta che possiamo dare come ufficio regionale non è una risposta dell'ufficio regionale, questo va detto in modo chiaro, è la risposta, pur articolata, chiaramente non puntuale perché dopo bisogna vedere caso per caso, è la risposta che viene definita all'interno di quello che si chiama sistemi di riferimento Veneto per la sicurezza nelle scuole, che comprende, oltre alla Direzione Regionale della Prevenzione, anche l'INE regionale, comprende l'Ispettorato Interregionale del Lavoro e la Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco e poi comprende appunto l'Ufficio Scolastico Regionale. Quindi è quello il tavolo in cui si individuano le necessità di risposta a eventuali problemi che nascono attorno alla normativa sulla sicurezza applicata all'alternanza scuola-lavoro. Detto questo, volevo anche aggiungere che il documento che ha presentato, che ha citato il dottor Morgillo, è un documento importante che è stato frutto proprio del lavoro anche del preparatorio, insomma, del SIRVES, e per inciso l'abbiamo pubblicato nel sito dell'Ufficio Scolastico Regionale, quindi è reperibile, è stato pubblicato ancora appena uscito, cioè verso metà febbraio. Quindi potete trovarlo sia voi imprenditori, lo possono trovare le agenzie, diciamo, possono trovarlo anche le scuole, ecco, è pubblicato. Ecco, detto questo, partendo dalla guida operativa che ha proposto il MIUR nel 2015 per l'alternanza scuola-lavoro, l'ufficio regionale innanzitutto ha pensato di rivedere l'intero capitolo che riguarda la sicurezza e dare una propria interpretazione. Ripeto, questa interpretazione della parte di questa guida operativa fatta dal Ministero è stata fatta in concerto con il SIRVES e sono emersi quindi alcuni punti nodali. Quello della sorveglianza sanitaria è già stato trattato, quindi non lo riprendo più perché siamo assolutamente concordi su questo. Interessanti invece il problema della formazione, che è stato citato come elemento centrale. Allora, il punto d'arrivo di queste considerazioni è che la formazione generale è assolutamente in capo alla scuola, non può essere altrimenti, perché il ragazzo entra a scuola e normalmente già in prima è equiparato al lavoratore, già in prima, quindi prima di iniziare l'alternanza scuola-lavoro, quindi c'è comunque un obbligo da parte del dirigente scolastico di prevedere la sua formazione generale. Siccome appunto già in prima lo studente è equiparato al lavoratore in molti laboratori della scuola, sussiste anche l'obbligo della formazione specifica, quindi anche questa è in capo alla scuola, assolutamente. Certamente nel momento in cui si costruisce un percorso di alternanza scuola-lavoro, quindi si costruisce un progetto formativo per questo ragazzo, bisogna valutare se è necessaria una formazione aggiuntiva. E questa formazione aggiuntiva, integrativa, viene chiamata anche da molti documenti, può essere concertata tra azienda e scuola, chiaramente. Può essere concertata, può essere che sia la scuola stessa in grado di proporla per lo studente, può essere che sia necessario invece un passaggio formativo specifico. A volte il passaggio formativo specifico da parte dell'azienda non è essenziale e può essere sostituito da un addestramento all'uso magari di attrezzature, di macchine all'interno dell'azienda. E questo potrebbe supplire anche aspetti importanti legati alla sicurezza del ragazzo. Quindi l'addestramento comunque rimane in capo all'azienda se si tratta di addestramento a macchine specifiche che trova il ragazzo in azienda. Sul numero di ore di formazione specifica, perché anche quello mi pare che fosse il tema, la risposta è sempre questa. Allora, la scuola è classificata a rischio medio, quindi ha un obbligo di fare 8 ore di formazione. In realtà si parla di almeno 8 ore, sempre la normativa parla di almeno. Il che significa che nessuno vieta alla scuola di fare un percorso più lungo delle 8 ore di formazione specifica, integrando quindi con altri argomenti coerenti con gli indirizzi di studio all'interno dell'istituto scolastico. Qui si può venire incontro anche con un numero maggiore di ore, ci sono scuole che fanno anche più di 12 ore, quindi al di là delle 12 ore del rischio elevato, perché comunque, soprattutto in terza, c'è una disponibilità di tempo di attività di alternanza fatta anche presso la scuola, all'interno della scuola. Ciò non toglie che possa rimanere uno spazio, una necessità di formazione ulteriore da parte dell'azienda, però dovrebbe essere ridotta al minimo. Qui si gioca sul tipo di progetto formativo, quindi sul tipo di esperienza che si deve fare. Invece rimane in capo all'azienda l'informazione dell'articolo 36 rispetto all'azienda stessa, chiaramente, perché in quel caso lo studente è ospite dell'azienda e quindi in quel caso l'informazione è in capo all'azienda. Il problema dei dispositivi di protezione individuale, altro punto importante.
Allora, lì si tratta innanzitutto di capire se lo studente ha già dei DP per le attività che svolge nel laboratorio del proprio istituto. E l'unica persona, l'unico soggetto che è in grado di stabilire se i DP che lo studente già utilizza sono validi anche in azienda è il datore di lavoro dell'azienda. Solo lui può dire questo. Quindi può accettare i DP che porta il ragazzo, può chiedere alla scuola di adottare diversi DP per quella persona, per quel ragazzo, può essere la stessa azienda che si propone dando lei dei DP. Questo è sempre nell'interlocuzione tra azienda e scuola e quindi all'interno del progetto formativo si può arrivare a questa condivisione. Il fatto è che, come ricordava appunto il moderatore, che ci siano scuole che fanno la formazione e altre scuole che non la fanno, questo è un problema che conosciamo. E come ufficio regionale noi diamo dei messaggi molto chiari, sono ormai 3 anni che facciamo ogni anno un incontro con tutti i dirigenti a livello provinciale, quindi 7 incontri per ogni anno scolastico, da 3 anni, in cui parliamo insistentemente dei problemi legati all'alternanza scuola-lavoro. Quindi parliamo anche di queste cose che vi ho riferito adesso, quindi l'obbligo della formazione generale specifica da parte della scuola. E quindi dal mio punto di vista direi che se l'azienda non ha delle evidenze ha tutto il diritto di rifiutare la collaborazione con quella scuola, deve avere delle evidenze, cioè deve essere dati degli attestati, devono essere dati degli attestati anche, noi suggeriamo come ufficio regionale, abbiamo detto più volte, con una specifica degli argomenti trattati nella formazione specifica, perché appunto quello fa la differenza, e devono avere tutte le informazioni necessarie. Quindi questi sono i messaggi che noi diamo alle scuole. Quindi di questo loro sono consapevoli, le scuole sono consapevoli, poi appunto che lo faccio o non lo faccio, questo dipende molto dal percorso interno, da chi gestisce le cose, dall'organizzazione anche dei servizi di prevenzione e protezione. Noi insistiamo molto anche come ufficio regionale che sia coinvolto il servizio di prevenzione e protezione nell'alternanza scuola-lavoro, proprio per questo ruolo che ha di collaborazione con il dirigente scolastico e rispetto a capire quali sono gli obblighi in capo alla scuola e come deve esercitarli nei confronti della ditta stessa, dell'azienda stessa. Ecco, questo in linea di massima è un po' il quadro. Quindi facciamo questo, come ufficio regionale abbiamo emanato appunto alcune note, una specifica sulla sicurezza, un'altra invece condividendo diversi argomenti tra cui anche la sicurezza, e quindi c'è un'interlocuzione continua, abbiamo uno sportello aperto presso l'ufficio regionale scolastico con le scuole. A questo sportello vengono spesso anche per parlare di sicurezza le scuole, quindi abbiamo questo veicolo, poi abbiamo lo sportello telefonico, le mail, perché comunque arrivano continuamente richieste, cerchiamo di dare il massimo supporto. Certamente le scuole sono autonome, lo sappiamo, come autonomo il datore di lavoro che può appunto decidere autonomamente se ricevere il ragazzo o no, a quali condizioni, quindi si tratta proprio veramente di arrivare a parlare una lingua comune, ecco, diciamo, su questo.